Questa è la quarta legge che la Regione nel corso degli anni si dà sul tema delle barriere architettoniche ed è un approccio completamente diverso rispetto al passato, cioè questa legge non parla più di assistenza sociale, di dare un aiuto ai più deboli, ma parla di tecniche costruttive e di norme di costruzione comuni per tutti. Quindi il fatto di costruire o di adeguare gli edifici pubblici piuttosto che gli edifici che devono essere di libero accesso con una tecnica costruttiva che superi appunto le difficoltà che possono avere alcune persone è diventato con questa legge un modo di lavoro. Quindi tutte le progettazioni, tutte le stazioni appaltanti, tutte le direttive che vanno in questo senso dovranno adeguare gli edifici in maniera obbligatoria, quindi è un salto culturale enorme. Ecco, vi sono degli stanziamenti, si possono sintetizzare? Beh, noi interveniamo già regolarmente tutti gli anni dando dei fondi sia ai privati per l'adeguamento delle proprie abitazioni a quelle che sono le necessità, sia agli enti pubblici per gli ascensori, i montacarichi, il superamento delle barriere. Ma la novità, ripeto, di questa legge è che ci sono delle norme stringenti su tutto ciò che di nuovo deve essere costruito, quindi su tutto sommato a costo zero, perché già nella progettazione dovranno essere affrontati i problemi che riguardano le persone più deboli o anche semplicemente gli anziani che hanno difficoltà di accesso altrimenti agli edifici.